particolare che si chiama la Puccia Pontina, fatto con farina di soia, riso e frumento, lunga lievitazione e altissima idratazione. E lo facciamo con i prodotti nostri del territorio di Roma, come la porchetta romana, la salsiccia e gli straccetti di manzo. Abbiamo anche la versione vegetariana con verdure grigliate che cuociamo al momento al forno. È la prima volta che viene qua ad Ancona? Ad Ancona sì, è la prima volta. Ecco, come le sembra qui nel porto? Le premesse sono buone, visto anche il precedente dell'anno scorso che mi hanno detto è stato un successo, quindi siamo fiduciosi. Questo è l'unico primo e vero street food truck del Conero di Ancona. Come potete vedere facciamo prodotti tipici del Conero, utilizziamo la carne di zoia, i salumi, la salsiccia, il tartufo del Conero e ovviamente i paccasassi che non possono mancare. È un'erba molto particolare che cresce solo nel Conero e coltivata da un'azienda Rinci di Castelfidardo. Usiamo tutti i prodotti artigianali, la nostra piadina la facciamo noi, la faccio io, utilizziamo una farina di canapa della zona di Mondavio. La location è meravigliosa, il posto è molto curato, la nostra città ci piace, il panorama è bellissimo, quindi vi aspettiamo. Dei piatti a base di mais, è un prodotto della nostra terra. Allora oggi proponiamo il piatto con la salsiccia, è una salsiccia nostra che viene fatta anche per fare i risotti e condimenti molto buoni. La prima volta ad Ancona. Come le sembra questa location? È bellissima. Proponiamo piatti diciamo della tradizione di Parma, ma anche qualche chicca da noi inventata, come le polpette parmigiane. Sono fatte con nonza di maiale e parmigiano stagionato 24 mesi, una vera delizia che piace a tutti. Oppure la torta fritta con il nostro crudo e hamburger di culatello e se no focacce con salame o sempre con il nostro crudo. Sono prodotti di qualità della nostra terra. È la prima volta che siamo qui. La location è molto bella, molto suggestiva, il porto ovviamente ha una visuale pazzesca, quindi siamo contenti di essere qui.